Amber TR, Ancelotti F, Astro delle Selve, Axel Rec, Antartide DVS, Ardimentosa Luis, in seconda linea Amelie Pan, Aliene d'Amore, Apessani, Assiolo Getti, favori netti per Ancelotti F, Roberto Vecchione, numero 2 dello schieramento, macchina che stacca in questo momento e c'è la rottura di Ardimentosa Luis mentre scatta in testa Axel Rec che in poche battute ha sbagliato anche Ancelotti F e quindi esce di scena quello che era il favorito, mentre Lorenzo Baldi con Axel Rec ha colto partenza notevole per issarsi al comando su Astro delle Selve, mentre in terza posizione ci sembra di intravedere Amber TR, il numero 1 di Amber TR, anzi è in seconda posizione Amber TR, in terza c'è il numero 9 di Apessan che ha colto ottima partenza dalla seconda linea, a conferma dell'ottima condizione attuale, e i 400 se ne vanno in 29,9, esce di scena quindi il favorito e Axel Rec ora può regolare il ritmo a piacere. Vediamo i 600 in 45,5 per Axel Rec, e Lorenzo Baldi comunque tiene abbastanza su di giri, 15,6 in curva. In seconda posizione rimane Amber TR nei confronti di Apessan, mentre si fa luce all'esterno Amelie Pan e prova a seguirla anche Astro delle Selve. 1 minuto 2 decimi il passaggio agli 800 con 14,7 davanti alle tribune. Amelie Pan continua a progredire, raggiunge ora il sediolo di Amber TR dopo 1 chilometro in 1,15,3, punta dritto su Axel Rec. Amelie Pan ora copre quasi interamente Axel Rec al paletto dei 400 metri conclusivi, parziale ancora in 14,7, i due di testa tendono a prendere vantaggio. Amelie Pan insiste su Axel Rec che è richiesto, anche Amelie Pan naturalmente ha speso e i due sono alle prese, ma c'è anche il tentativo all'interno intanto di Amber TR. Poi vediamo anche a centropista lo scatto del numero 6 Ardimentosa Luis che passa e vince per piegare anzi abbastanza nettamente Axel Rec e Amelie Pan. Andiamo a rivedere 1,14,9 il ragguaglio conclusivo per Ardimentosa Luis che a sorpresa Crescenzo Maione porta a vincere questa terza corsa al Savio. Vediamo come arriva davvero in maniera molto decisa per piegare un Axel Rec che aveva speso tutto per contenere Amelie Pan, che deve accontentarsi a sua volta del terzo posto, mentre al quarto finisce Assiolo Z, precedente il resto del gruppo. Successo quindi per Crescenzo Maione con Ardimentosa Luis, il training di Giuseppe Citarella, la quota al totalizzatore 14,22.